Cari amici di Piatti di Sardegna, oggi siamo arrivati a Collinas. Non sono arrivata a cavallo, è solo una passeggiata su questa meravigliosa cavalla che si chiama Malvagia, ma è tanto buona. Rimanete con noi perché oggi abbiamo un piatto speciale da presentarvi, riscoperto dal passato, ve lo riproponiamo oggi su Piatti di Sardegna. A dopo! In viaggio per le strade, per paesi e per città, scopriamo tradizioni, cultura e novità. Son piatti di Sardegna, ricchezza e varietà, sapori antichi e nuovi di una terra senza età. Suppa, Viscadura, Arrestotto e Carasau, Milinzana, Piverone, Lugo, Colvane, Vrattau, Seadas, Pavastinos, Guefus e Gatto, Culurzones, Malloreddos, Sarezzetta e Otidò. Come vi abbiamo promesso, ci troviamo a Collinas, una bella struttura che appunto è caratteristica di questo luogo e della nostra Sardegna. E qui accanto a me il signor Silvano, i suoi occhi celesti parlano da soli, è vero? Signor Silvano, ci aiuti un po' a descrivere le bontà che si trovano su questa tavola, che sono tipiche del vostro paese. Qui vicino a noi abbiamo la cordola con piselli, poi abbiamo le pardole e poi abbiamo un cestino di dolci vari, ci sono gli amaretti, il pistocco de gappa, il pirichitus e i bianchini, in più il formaggio di pecorino, la salsiccia, la pancetta e sumaisaba, che è caratteristico proprio per il nostro paese. Quando si prepara questo pane? Di solito si prepara per Pasqua, però si può sempre conservare anche mesi, diciamo. E invece le pardule, anche quelle sono tipiche del periodo pasquale, sì, vero? Sì, perché si fanno specialmente con il formaggio fresco oppure anche con la ricotta, però non hanno lo stesso sapore oppure la stessa presentazione di quelli del formaggio fresco, capito? Bene, la ringrazio tanto. Io mi sposto qui invece, alla mia sinistra c'è la signora Nerina Serra. Signora, io le do il benvenuto. Lei sarà insieme al signor Silvano la nostra cuoca di oggi. Mi dice un po' che cosa prepareremo? Il camoisco arrosolao, i malloreddos col sugo. Basta, altra cosa non. Bene, signora, vogliamo dire il nome di questo piatto che cucineremo oggi anche in italiano? Di che cosa si tratta? Perché sa, noi abbiamo tanti amici che ci seguono fuori dalla Sardegna. Dunque, il pollo rosolato. Bene, e poi faremo i gnocchetti malloreddos. sempre col sugo di pollo, Sì, col è sugo vero? di pollo, sì. Bene, bene. Questi dolci, signor Silvano, si possono, anzi si devono accompagnare con un buon vino. Sì, noi abbiamo la caratteristica del nuragoso, che proprio per le caratteristiche è un nuragoso che non è un nuragoso secco, è un nuragoso dolce per le caratteristiche del nostro terreno e del nostro vinicolo, che diventa sempre più dolce, che negli altri paesi non viene mai dolce come il nostro. Come si dice, vino da preti? Sì, proprio per quello. E in più abbiamo anche il Canonau di Collinas. Maurizio, ti prego, inquadra questa bella bambolina vestita con il costume di Collinas, perché adesso invece ti faccio venire un pochino qui vicino a me, perché la bambolina ce l'abbiamo vera, autentica, e indossa il costume di Collinas, bellissimo, la nostra Manuela. Vuoi girarti, Manuela, ti prego, così possiamo ammirarti anche dietro questo ricamo stupendo, ma abbiamo anche giustamente il rappresentante maschile e io mi sposto qui per raggiungere quest'altra tavolata dove vedete delle giovani ragazze di Collinas che stanno preparando i malloreddos.
la signora Graziella insieme alle nostre ragazze indossano l'abito da lavoro delle donne degli anni 40 e 50, quello che si usava appunto per lavorare, quello delle massaie. Cari telespettatori, caro Maurizio, adesso è arrivato il momento più importante. Dobbiamo consegnare al signor Silvano, che adesso insieme alla signora Nerina cucineranno per noi il grembiule di piatti di Sardegna, e è proprio qui vicino a me. Signor Silvano, lo indossi per noi. Signor Silvano, quali sono gli ingredienti che servono per cucinare il nostro piatto di oggi? Allora, il piatto di oggi caratteristico nostro è il malloreddus con il pollo, col sugo di pollo di camonisco, diciamo, quei ruspanti. Ci vuole la cipolla, l'aglio, il pollo certo. E poi ci vogliono i pomodori freschi, non vanno né pelati né concentrato, nessun'altra cosa, ma il pomodoro fresco perché è caratteristico. E poi dopo va tutto condito con il prezzemolo, il basilico, sale e l'olio, certo, normale, queste cose qui. Beh. E una spruzzatina di vino durante la cottura. Signor Silvano, lei preparerà per noi il sugo con il pollo ruspante, sì. Però ci serviremo anche della collaborazione della signora Nerina, che nel frattempo preparerà il pollo rosolato, è vero? Sì. Allora noi siamo pronti. Silvano, vogliamo descrivere ai nostri telespettatori le fasi di preparazione? Come si prepara questo pollo ruspante? Allora, si affetta la cipolla, si mette l'olio a rosolare con la cipolla e uno spicchio d'aglio, poi si fa rosolare quello, poi si taglia il pollo a pezzettini e si mette a rosolare tutto. Dopo un po' che è rosolato va bagnato col vino bianco e poi vengono tagliati i pomodorini a pezzettini e messo dentro finché non è cotto bene. E quando una volta che è cotto un po' di sale e poi si fa un battuto con aglio, prezzemolo e basilico. Maurizio, come vedi il vento anche oggi non ci ha abbandonato. Io mi trovo in compagnia del sindaco di Collinas, Franco Cannas. La ringrazio per aver accettato questo nostro invito. Volevo chiederle, ci parli di un appuntamento di festa, un appuntamento gastronomico di Collinas? Intanto grazie a voi per essere venuti in questo nostro paese che noi riteniamo bellissimo come ciascuno del proprio. E per quanto riguarda la enogastronomia, Collinas ha sicuramente un appuntamento fisso ogni anno, il primo sabato di ottobre, dove in piazza, sulle strade del centro storico, si organizza Nuragustiamo, ed è l'assaggio dei vini Nuragus, che è il prodotto tipico di Collinas, e proprio il giorno è l'occasione dove in piazza tutti possono assaggiare i piatti caratteristici di Collinas, che principalmente è basato sui prodotti naturali, tipo la pecora o l'agnello, che viene cucinato con i cardi selvatici. Questo sicuramente è un piatto molto tipico di Collinas e che anche con prezzi abbastanza modesti si riesce a preparare, ed è un giorno di festa. E a proposito di festa è bello ricordare e invitare tutti a venire a Collinas, dove sicuramente troverete ospitalità e buon mangiare.
Bene, un territorio ricco quindi di tradizioni anche gastronomiche, soprattutto culturali, storiche, è vero? Sì, Collinas è sicuramente un centro importantissimo storico, poi abbiamo anche avuto l'onore di avere un grande personaggio che sicuramente è uno degli artefici del federalismo sardo, il nostro ex sindaco Giovanni Battista Toveri, che è stato proprio quello che ha coniato il termine questione sarda. E ancora oggi il suo pensiero storico-filosofico è importantissimo nella politica sia sarda sia nazionale. Abbiamo potuto godere oggi delle bellezze naturalistiche, ci troviamo in un luogo molto bello e noi invitiamo tutti gli amici della Sardegna e non a venire a visitare questo paese dove troverete tradizione e ospitalità. Grazie. Grazie a voi. Amici, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata dedicata al paese di Collinas e qui di fronte a noi i nostri piatti che i cuochi hanno cucinato con amore. Signora Nerina, i nostri malloreddos con il pollo ruspante sono già pronti fumanti e noi tra qualche minuto li assaggeremo, così come il pollo rosolato che fa tanto gusto. Io voglio ringraziare di cuore tutta l'amministrazione comunale di Collinas, ringraziamo il sindaco Franco Cannas, l'assessore ai servizi sociali Marco Garau che è qui con noi, ringrazio tutta la Proloco di Collinas e tutti gli amici che hanno collaborato a questo incontro. Oggi qui siamo in tanti e da Collinas vi mandiamo un abbraccio, alla prossima puntata, grazie a tutti. Io l'ho usato per un video, me l'aveva regalato un coso. Io questa esterna la metto nei titoli di coda se c'è il tempo, Cavoli tuo, il sindaco concorda? Concordo, se c'è lo concordo. spazio lo mettiamo nei titoli di coda.